Annuzione di crimine d'onore non si può spiccare quella di un bandito corso. Si tratta di un omicidio perpetrato da vendicare un'offesa fatta a un individuo o alla sua famiglia. Tra 1846 e 1850 non so meno di 147 omicidi all'anno. Per aiutare i gendarmi a catturare i banditi, lo Stato mette in ballo la corruzione. Gruppi di ultigiatori, specie ad ausiliari di giustizia, sono creati. Ci interesseremo più a 5 banditi detti d'onore e mica a quelli banditi d'orrore. Principiando dalla sola femmina che non possiamo includere, Maria Fiordispina Badoani, ingannata da un giovane istitutore e volendo francare a vendetta ai suoi fratelli, tirò sola a mezzo a una piazza pubblica nanta l'alluginatore che la traì. Certi banditi dall'inizio del XIX secolo sono litterati, del caso di Teodoro Bolli, ricusando di fare la sua circoscrizione, fu rinchiuso in una cittadella da Iacciu, dalla quale scappò, tumbò il brigadiero che l'arrestò e guiderà più tardi l'assalto della gendarmeria di Casaglione. Re di banditi mette in piazza la Costituzione da idone e la sua Repubblica autoproclamata. Giacomo e Antonio Bonelli, detti i fratelli per la coscia, dovevano il suo cognome a babbi su chi era Donnaggio. Antonio sequestrò mentre 9 giorni o abbo di sua innamorata per cui gli ricusava a mano di viola. Giacomo fece scoppare il piombo nanta un mere di cugnà che l'aveva rubato dei regni. Pigliò una macchia insieme e ci campò 40 anni. Promesso a una carriera ecclesiastica, il giovane Michele Giuseppe Antomarchi si innamorò. A mamma di sua amica ricusandogli a mano di viola, trovò un scappaticcio interno. Galuccio tombarà il marito di Avella il giorno di sposalizio, nanzo di scappare in Grecia. Orizzonte, una rivista tremenda.